Questo è un bel tartufo uncinato. Raccolto da lei? Sì, certo, con i cagnolini, il tartufo nero incinato da ottobre a fine gennaio. Come lo possiamo gustare questo tartufo? Sul tagliolino al burro, sulle uova fritte, diciamo un po' ovunque dove piace. L'importante è che non si usano salse. Il carpaccio, la crema, il cacio al tartufo, il burro al tartufo, fighi e tartufo dolce sui formaggi. Lei si chiama Kira. Si addestrano da piccoli, ci sono vari modi per addestrare. Ognuno ha il suo metodo, diciamo. Funghi Cardoncelli. Liliana e Martina. Marco. L'ha tramandata mio padre e oggi siamo qui. E io sto cercando di tramandarle ai miei figli. Questi sono funghi sott'olio, funghi porcini sott'olio. Poi abbiamo dei funghi porcini secchi e delle varie conserve, queste sono. I funghi vengono raccolti da tanti fungaioli che poi si presentano nel nostro magazzino, nel nostro centro raccolta, vengono lavorati da noi, controllati da noi e poi noi li vendiamo. Questi qua si possono cucinare trifolati, arrostiti, si possono fare a cotolette. Abbiamo in mano il salame di maialino nero con i funghi, la salsiccia di maialino nero, abbiamo anche la pancetta steccata, il salame di cinghiale, pancetta rotolata. Nel salame in questo caso troviamo anche i funghi. Che tipo di funghi? Sono praticamente una piccola percentuale di porcini, il resto è tutto funghi di ferla, essiccati e impastati con l'impasto del salame. Ciao bella Sicilia! Dei funghi! Funghi Cardoncelli. Come li gustiamo? Con la pasta, con i panini. Trifolati. Cosa stiamo aggiungendo? Un po' di vino bianco per rotolare dei funghi e fare dei panini gustosi con salsicce e funghi oppure solo con funghi. Quest'anno è aumentata la gente. grazie particolare a John della Grua. Il nostro leader della festa dei funghi fest. 19esima edizione del Funghi Fest, tantissima gente, tanti visitatori e la gente ha potuto ammirare i nostri prodotti naturali delle Madonie e la nostra storia e la nostra cultura grazie ai musei e alle chiese aperte. La cosa bella è che sempre di più la gente che viene non viene per invadere il paese ma per apprezzare quello che abbiamo, sia l'organizzazione in generale dei prodotti enogastronomici che il nostro patrimonio culturale e il nostro borgo, e questo è un fatto importante. Chi viene a Castelbuono viene per assaporare e apprezzare quello che noi offriamo. Oggi abbiamo preparato delle casarecce con 3 tipologie di funghi, utilizzando il fungo porcino, abbiamo utilizzato il fungo pleus e il cardoncello. Sono 3 funghi tipici del territorio e utilizzando del pomodoro seccagna abbiamo realizzato un piatto tipico della tradizione, soprattutto in questo periodo autunnale. Abbiamo già fatto più di 100 kg di pasta, abbiamo servito tanta pasta a tutta questa gente che viene da tutta la Sicilia e devo dire che ho conosciuto tante persone che apprezzano il piatto che abbiamo per ora preparato e ora siamo in fase di conclusione di questa bella serata.